Tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di sabato 1 agosto incentrato sul Gran Premio Riccardo Grassi, settima corsa del convegno, gruppo 3. La prima invece è un confronto per cavalli di 4 anni, Axel Chuck SM a trazione Ateco degli Dei, Amour Petit, Alba dei Greppi, Aladino Indal, macchina che stacca in questo momento, c'è lotta in partenza con Amour Petit che cerca di avvantaggiarsi, ma rientrano bene sia Axel Chuck che Ateco degli Dei. Ateco degli Dei sfila su Axel Chuck SM che non si oppone e lascia sfilare così il favorito che in meno di 200 metri è leader nei confronti dello stesso Axel Chuck SM. E ricordiamo vincitore 2 giorni fa a Padova. Intanto se ne vanno i primi 400 metri di gara con il favorito che conduce, 29,5 per i 400. Cavalli ora all'attacco della seconda piegata, ritmo che ora ha rallentato da parte di Alessandro Vociadoro con Ateco degli Dei. Completa i 600, addirittura in 45,7 con un 16,2 in curva e così ne approfitta per avanzare all'esterno a trazione. A trazione con in schiena Aladino Indal, progredisce all'esterno lasciando in coda Alba dei Greppi. Intanto il giro in 1 minuto e 4 decimi, 14,7 il passaggio davanti alle tribune. Si affronta la penultima piegata, le posizioni sono invariate, in vantaggio Ateco degli Dei, seguito da Axel Chuck SM. A trazione che si impegna ora con maggior convinzione all'esterno di Ateco degli Dei. Lo va ad impensierire severamente a 500 dalla conclusione. Ateco cerca di ribattere, poi anche Amour Petit che sposta. Siamo ora ormai al paletto dei 400 metri conclusivi, un parziale secco in 14, a trazione è decisa all'attacco di Ateco degli Dei che deve essere richiesto. Axel Chuck chiuso alla corda mentre Amour Petit pronto a intervenire. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Attrazione che si è avvantaggiato su Ateco degli Dei. Attrazione in vantaggio ma scatta Amour Petit. Lo scatto ai 100 finali di Amour Petit non lascia scampo ad Attrazione, passa e vince Amour Petit. Roberto Vecchione per il secondo sul palo, Alba dei Greppi probabilmente stampa a trazione 1,13,7 il ragguaglio conclusivo con vittorie di Amour Petit e Roberto Vecchione che seguono sul percorso a trazione che riesce a sfondare su Ateco degli Dei già prima del finire dell'ultima curva, poi in arrivo passa veramente in modo autorevole, vince davvero come vuole. Roberto Vecchione apre e inaugura quindi la serata. Per il secondo posto ci sarà probabilmente fotografia fra Attrazione, che è stata la movimentatrice della corsa, e Alba dei Greppi, che era l'estrema outsider.